È il terzo anno che veniamo a fare gli auguri di Natale alle forze dell'ordine, a chi veste la divisa, e lo facciamo, abbiamo scelto di farlo di fronte alla questura di Vicenza, anche perché c'è il traffico e le persone magari si soffermeranno a guardare lo striscione e anche a dare un pensiero. Alle volte basta una vicinanza morale alle nostre forze dell'ordine. Quello che noi vogliamo fare è dire loro che siamo al loro fianco sempre e comunque, e certamente gli 80 euro che Renzi ha voluto mettere nella legge di stabilità sono un'umiliazione più che un aiuto, perché oggi hanno bisogno di mezzi, hanno bisogno di strumentazione, hanno bisogno di addestramento. Le forze dell'ordine avrebbero bisogno di maggiori uomini e donne preparati, magari giovani. Invece tutto questo non sembra un problema per il nostro governo nazionale. E oggi in particolare, con il pericolo del terrorismo e anche un pericolo di i tanti immigrati che sono qui, che non accettano le regole del vivere della nostra nazione. E allora oggi più che mai il pensiero va e deve andare alle forze dell'ordine, che la sera di Natale, invece di stare tranquillamente in famiglia, faranno il loro dovere. E poi un pensiero: sono ormai 1405 giorni che i nostri due marò sono ingiustamente lontano dalle loro case. A loro un buon Natale speciale.